San Sperate che lui è un grande esperto di tradizioni popolari e in particolare dei pani e dei dolci della festa. E a proposito, se ritrovo i miei, prego, un applauso a Fernando. Se ritrovo i miei occhiali posso anche leggervi una cosa che abbiamo trovato con Andrea Tigili, si riferisce al racconto di un viaggiatore inglese che nell'Ottocento visitò la Sardegna alla vigilia della festa di settembre in onore di Santa Greca X Manno, e scrive: sulla piazza antistante il santuario veniva realizzato un grande falò. 3 carrate di legna vengono impiegate per formare una grande catasta e in diverse parti di essa vengono sistemati dei pani di zappa, o sarà sappa, una confezione di pane e uva passa. Questo falò o catasta viene poi trasportato in paese da 2 buoi ingrassati per l'occasione, e se il carico non risulta troppo pesante, i giovanotti si arrampicano in cima cantando e gridando a squarciagola, e dopo aver fatto il giro del paese si fermano di fronte alla chiesa e danno fuoco alla catasta fra le danze e il clamore generale. Fernando. Buonasera a tutti. Permettevi voi di salinguellati e chi con rispetto mi diverso. Tu che ho le sapere in senso oppure bene su questo mio devo fare il trattato. Con rispetto. Se voi mi trovate, come ti fanno i scantalori? I scantalori se ci sono andati bene, i sapori non si bene. Cominciamo su vanni nostri, di ogni a di donarsi noi e perdonare sì. Quindi, sa sacralità dei suvani che recitavano il suo rosario, in salinguellati. Cominciamo su dei capezzoni, Babà in caso, Pedro caso, Berchipeso, su chi ha descritto me las cosas, il canto dei Vaschigella, contos, libros. Cantus es bellum messaio candaras, con guda cerimonias leggera de sacerdote. Custo este, su chi ha descritto tutto il canto di Vaschigella, notte de gelo, naschiresti in Sagapanna, su chi piede i sermonesi, in salvo, chi girara in tutto vita della Sardegna. Devo dentro Sasotti, quando poi mi ciocco, poi se arrivendi a 76, tenia 16-17 anni, e avevo notato una becitera di Guattuccio che tenia da più di 90. E così che essa è conosciuto a Olatta, c'è una compagnia teatrale che si chiama lì Olatta di Guattuccio, che tutti recitendi più di mezzo secolo. Non è che da portavolta questo nome. Olatta si chiamerà Francesco Ignazio del Plano e fu nato 7 anni suonate di Napoleone Bonaparte, quindi lo Rosagoa un quarto di millennio de sa cronaca de Santa Rega oi sotto Redagoa un quarto di millennio e questo fu data con saliva su popolo, fu antadimio su entrata in concorrenza con i spredisi, con sa Grecia, poi te cammè da volta sa gente, su veneranta canti a un vicario, e tant'è vero che in un periodo storico, senza essere troppo politico, fantadimioso, e i scantatori fantastici ammalezzauso de non cantai, soprattutto de non cantai de politica e su dirimianta. Questo quasi un secolo vai, sul periodo del fascismo a principio. I scantatori prumani diventano no, devo che un libero di nascere di orlo, commentano bene, o se nunca se mi ponesi, sa spottizia, commenti a un guardo, commentano poi, o un morale non ci stavo, e uno dei manni su 3 scali del Raimondo Vira sanno io, cantavo con Susanna, su io cantavo nuda, io ti ripeto cantare a posti sì.
deu questa passione questa poesia, questa lingua, dei cantos, mi volta a centrare, ma te, ma picciocchino, dopo fatto su vorraio. Quando fu più piccolo dell'età mia, che si intende a Pustisi, 18 anni dopo cominciare all'università di Pago, questa Disi, questa sfida, ed è quando fu più piccolo meno dell'età mia, fermo su vorraio, e dopo fatto 13 mesi, si vota un grande pedagogista che si chiama Mario Ciubiso, il babbo mio, con la terza elementare, poi passa a quarto, toccava andare del settimo San Pietro di Ondiseo a Sini, a Pei, 3 chilometri da Punta Assuso. Mamma che poteva su te ci poteva andare, ma babbo no. Babbo si fu fermato dopo questa terza e non fu andato a Russo. Così che a me, questo grande pedagogista del babbo mio, che non andavo così a scuola, quando tenevo 14 anni, mi mandava a trabalhare, io dopo 14 anni io dovevo andare a scuola, ma io mi lasciavo 14 mesi traballando, perché non comprendessi bene. E allora lui si tornava a scuola, con consiglio buono, e poi ha subito che va su vorraio. E iniziando si pensavamo su, a mezzanotte e mezz'ora se erano subiti, da mi croccavo, quando su solo fu ancora alto, e non c'era ancora l'ora legale, sicché mi croccavo con San Lucia, poi a mezzanotte e mezz'ora, se uno mi pensava a Subani, così che devo Subani, dopo fatto di adesso. Lo via mamma, lo via da iaia, lo vengo su un domo, ma dopo lo vengo con il sorrento di pitta. E dopo 15 giorni dovevo andare a scuola, ma questo grande pedagogista del babbo mio, su Gelusia, dopo benedici, mi ha fatto comprendere, senza non hai, mi via vi ricette su Singetto, e a me mi trasufrivo, se non mi ha mai scritto. Torna in scuola, mi pongo sul primo banco, promuovo italiano e sa borsa studio. E questo grande pedagogista del succhiao del babbo mi raddoppiasse a borsa studio. Su proprio che mi via pisciare, mi viene a entrare sul frio, su, e mi ricette su Singetto. Quindi il pane? E quindi su mani, dopo fatto, po 15 mesi su vorrai, grazie a questo pedagogista del babbo che mi ha domato a trabalhare. E stavano le donne in scuola, non si tornava. E quindi, sovramento sacro, non ci vuole ancora, lo repariamo, salogara. Si va santa, sicuramente in una comunità che non deve affirmare mai. Non deve affirmare mai. Sicuramente, certo. Sì, per chi non è di lingua sarda, è il lievito madre. Il lievito madre, certo. Fermentare, fermento, il sardo. Scusate, penso il sardo. Faccio anche l'amore in sardo e mi viene anche bene. In questi ultimi 60 anni quasi mi è venuto sempre bene. Grazie a Dio. Quindi tornando dallo scherzo a Suseto, che oggi è una festa, bandierata Santa Rega, e sacco Subani, mai manchi Subani Garasano, la carta da musica, Subani Vistocco, su Coccoi, su Gadroni, devo da sfemmo queste cose, in un miscao, da sfemmo queste cose. E siamo che di quante spate più buona pure, su di corpo sempre più buono, su Gadroni, il susuetto, si intende, lei il gioco non sta mai, è questione di questo signore, questo zio. Se un studente di un mondo che ha conosciuto bene. Poi questa scuola è arrivata dopo, da 50 a 55 mi laureavo in scienze dell'educazione e abbiamo fatto un master sulla linguistica sarda con Edoardo Blasco Ferrero, uno dei massimi linguisti, da 50 a 55 anni. Sul percorso mio, grazie a questo grande pedagogista del babbo, che mi ha donato bene la sola giusta, ha compreso questo amore giusto con questa cultura. E sicché, con la lingua l'arte, con le spregadorie, con il canto dei papagani, con il canto del suo mondo dei poeti, e tocca a Suani. Un grande poeta procedese, un fiere oro. Casta commenti descritti San Messaia, Santiga Messaia Venici, Savasta, da Sciacciuesci. Prima bene Sodrigo Simonidi, poi Simbola, e Scetti, Sabasciti, e i Scoccoi, prima Sagottura, San Messaia, a Serretta, Viori, chi vale da una grazia celesti, poghinemos a Turi di Giuno, ma questa è poesia, è essa sterrina sceti di sullo tetto.
ma è una poesia, pare da appili, un linguaggio filmico. S'antica Messaia Felice sa vasta per si acciuesi. Prima bene su Drigo Simone di pochi simboli e scetti sa pasciti. E scoccoi, prima sa cottura, sa Messaia, a serretta fioridi. Chi varita una grazia celesti. Pochinem usatori di giorno. Non sto dando i numeri, è un mortetto, regola poetica a 8 versi. S'antica Messaia Felice, uomo che vuole di nasciti deci, essa natura che vuole da Ici. Sa vasta, da sci acciuesi. Essa natura che vuole da Ici, uomo che vuole di nasciti deci. Prima beni su Drigo Simone. Ecco, ma il pane, no? Per noi è un simbolo sacro, cioè non è soltanto l'alimento principe dell'alimentazione sarda come quella di tutti i popoli, ma per noi è anche un elemento sacro, è anche simbolo ben augurale, per cui si faceva durante le feste, lo si regalava, no? Certo. L'ultimo usinale che via da saponare le aiaia e quando fa più saponare le mamma pure di via San Lucio. Questo è questo l'ultimo usinale. Ma prima di cominciare questa faina, ci siamo nella mano, e si signala sul seno di San Lucio, fu a tutta una sacralità. Fu a tutta una sacralità. Torrendi a Sumani, quando su Drigas in granio, già da su tempo del mese, più pesante diventa sa spiga, ma non ci dà più delle rivolte, a mistieri a cambiare questa gente. Dunque, torniamo al nostro pane. Il pane durante la festa, come era di costume in tutte le famiglie sarde, le donne si riunivano, soprattutto le donne, per preparare il pane della festa. Era un momento di grande comunione, anche familiare e anche del vicinato, perché tutti potevano s'aggiudornavo, anche perché c'erano chi era più ricco, chi era più povero, ma solitamente chi era meno abbiente andava ad aiutare sia a fare la farina, sia insomma fare tutto quello che poi comportava allora la preparazione del pane. I femmine devo supruso, ma e fienta cosa programma prossimamente da 52 a vita di un loco di arti effettivamente con i sferros e con i mani questa femmina scelta vai cosa artistica di adesso non fu di scetti su spongio va bene su spongio e sta ici se costella e sta ici c'è pago del ma quando cominciate a fare i scoccomesi in cui di pesce da fuori da sa maestria artistica potere di arti si può dare effettivamente poi su in mezzo e poi su stili su vai a carta da musica su mani Carasao su mani presa poi non avrai scetti in scoccose e monizzoso e scostelle di Campilano o su mani settori ma ci punti questa scalità di mani che esti una cosa meravigliosa come nutrimento, come bellezza, come friabilità, adatto a lunga conservazione, quando si va a carazzare, hanno cavo bene, appiccavo, avrà mesi e mesi, e a su messaggio, su una storia che dovrà dopo mesi e mesi, del piattello, su mani che non sono arbessi, che non si, da piccante, zammata, dopo che lo fai, a picciochetto, in brucello, vengo. Quando fu costumavo a carrare, a carra voce del brucello, quando fu proprio tipo dell'età mia in seconda superiore per fare 15 anni, ma dopo prima dei 15 anni andava a Carravoce con 2 fratelli più romano, dopo che ci passiamo 2 o 3 mesi, a Carravoce e ha poi noto questo mondo di adesso. Io su di essa, Sabinella, vita che sarò già cosa dovrà andare, questo fratello Carravoce, quindi non so rimane di mamma. E poi a Brucello, in questo ultimo 20 anni, si andava a fare faina, con il spicciocchietto di scuola,
con i anziani, Ecco, Fernando, ma lei che cosa ricorda della festa di Santa Greca, quando lei veniva con i suoi amici? Insomma, era un momento anche, insomma, gioviale per andare a conoscere altre ragazze. E commenti pure. Certo, noi andiamo, corremmo come tesse, siamo sono belli, o sesta sono belli, anche lui a gioventù lì andava. Si muoveva lei, andava a motorino? No, sappiamo un po' la bicicletta, poi venivo 14 anni. E certo, quando andavo l'amico mio, si faceva così, ci venivano parenti, noi accanto, e per la bicicletta, 14 anni e mesi. Le cose che non voglio che netta mia fece, da terra, da pubazza. Poi te c'è avuto un pericolo, insomma, il grafico non fa come te mo, quindi andiamo del settimo santetradesimo, quindi quando che allenavo. Fu allenato quando andavo a spattinare su vani dei settima mattina a biciclette da trasporto con due scadine, su una nato e una palla. Quindi devo su vani, dopo fatto, dopo vedo del sole Gesù Cristo mio, ma da pedronare devo di fare un vaghetto perché non sono specializzato in fare conferenze a questa cosa. Faccio conferenze a di altri argomenti, ma posso fare una vita mia, voi due, con questa gente che attentamente voi mi dai pazienza, ma ascoltala, appunto, cosa andare a dovere, poi 10 e mezzo pure. Grazie Fernando, grazie. E adesso ci concediamo un po' di musica, della musica della nostra terra naturalmente, con l'organetto di Angela Micaela Porceddu. Certo, venga, si prenda una sedia, si accomodi. Angela Micaela è giovanissima, ci delizierà con uno dei nostri balli, Fernando, la su Ballurundu. Anda bene, su Ballurundu, sì, ma deciditissa, poi adesso ormai tutto su gruppo te posso pagare il culto nell'aereo, già via. Ma insomma, non ci ha raccontato però quando andava alla festa di Santa Greca che cosa faceva con i suoi amici. Non ha un verso, quando sono a metà mia, dai, quando sono a metà mia, no. Ecco, Ma c'è una cosa in verso, dai. Angela è pronta, poi sono della sua famiglia, gli abiti che abbiamo alle spalle, una famiglia che... Eccola, ciao Angela, hai bisogno di una sedia? Ok, perfetto, cosa ci farai sentire? Tra l'allera e l'ellà. Eccolo qua, tra l'allera e l'ellà.
invece posa lui, mi saluta benedetta. La la lera, 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 la lera, la di casanta, oi a varuse luga cesta rega santa. La la lera, 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 la lera, la lera. Perdonate. Grazie anche per questo